Allora, siamo usciti dal percorso sull'asfalto, girando a destra, il- alla, alla porca miseriaccia. Buongiorno squadra, secondo voi quando alla mattina non suona la sveglia e vi alzate tardi, dovete ripianificare l'escursione della giornata, qual è il modo migliore per iniziare un trekking? Sì, esattamente questo. E siccome la camminata di oggi inizia a Tarcento, è praticamente impossibile non fermarsi da Rizzo per le loro strepitose brioche. Ma ritorniamo sul tecnico, parcheggiamo la macchina in prossimità del paesino di Zomeais, dove troviamo i primi pannelli illustrativi. Da qui proseguiamo lungo via Zimor, arrivando al sentiero che ci porterà alle cascate di Crosis. Allora, prima parte del sentiero, scendete lungo queste scalette qua, salite lungo queste scale qua e poi il sentiero è questo qua è l'attacco della partenza praticamente. C'è un cartello però non si vede benissimo, da lì iniziamo a salire, quindi via si parte. Allora, dai, ultimi metri per arrivare su in cima al Monte Stella e oggi, come abbiamo visto, la giornata è con tanta foschia, peccato perché la vista da quassù è veramente figa, però non importa, va bene lo stesso. Quando hai finito di sistemarti. Ecco, sono pronta. Bene, cima raggiunta, Sassolina del Sorriso, lo mettiamo lì vicino alla croce, il gioco lo sapete, quindi chi lo trova lo porta in un'altra vetta. Benissimo. Allora, è un vero peccato che ci sia tantissima foschia perché con questo video qua non vi rendete conto di quanto valga la pena arrivare fino qua su. Però abbiamo degli amici potenti, un ragazzo super figo che con il drone va fortissimo. Allora adesso vi mostriamo una piccola clip del suo girato per farvi vedere il panorama che troverete una volta raggiunta la vetta. Ma torniamo a noi, poco prima della vetta trovate una delle panchine più romantiche del Friuli Venezia Giulia, dove fra cuoricini, poesie e un panorama fantastico potete sussurrare dolci parole d'amore alla vostra amata lontano da tutto e da tutti. Questo vuole venire a camminare e stare tranquilli, hanno trovato 4 pirla. Un bacetto! A questo punto continuiamo il percorso per raggiungere un secondo punto panoramico, luogo storico tristemente ricordato per terribili avvenimenti accaduti durante la Prima Guerra Mondiale. Chiudiamo poi l'anello passando davanti al centro interdipartimentale di ricerca sulla pace, luogo molto particolare ed interessante.
E dopo essere stati fermati da un gruppo di friulani doc che gentilmente ci ha offerto crostoli e verduzzo, facciamo rientro lungo la via Crucis imboccando il sentiero CAI che ci riporterà alla macchina. No, potete andare. Basta. Guarda che io ti metto nel video, Vai. Ed eccolo, poi andando a Stella, sul Monte Stella, trovo Gianluca, Trekking Friuli Venezia Giulia. Ciao Gianluca, grazie delle informazioni. Ciao. Noi come sempre con la cartina tabacco vi mostriamo il giro che abbiamo fatto, cercando di essere il più precisi possibili. Vi ringraziamo per essere arrivati fino a qui, zaino in spalla e alla prossima. Ciao a tutti!